Klaus Seferi per la Roma, oggi una vittoria importante, una vittoria sofferta contro un avversario ostico, siete andati sopra di due reti, poi sono riusciti a conoscere gli avversari, siete riusciti a tenere però fino alla fine il match dal tuo punto di vista. Sì, siamo contenti perché la partita si presentava sulla carta molto difficile, loro sono una grande squadra, hanno ottime individualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Una vittoria cercata, sofferta ed è bello che sia arrivata così, insomma, un po' con la sofferenza nel finale. Oggi cosa avete avuto in più rispetto magari ad altre partite in cui forse non siete riusciti a brillare così tanto? Ma a dire la verità, sono 7-8 partite che la squadra comincia a girare, abbiamo trovato la compattezza tra i reparti e le cose cominciano a girare per il meglio. Si può fare ancora meglio, ma tutto da vedere, insomma. Che ne pensate invece dell'addio di Patarini che è passato al BM di Gianicolo? Mi fai una domanda un po'. Mi trovo un po' all'oscuro delle cose, dispiace perché Fabio lo conosco da 2 anni, è un grande giocatore, ottimo ragazzo, persona che fa gruppo. Non saprei come risponderti perché mi ritrovi un po' impreparato nell'argomento, ecco. Il prossimo incontro sarà contro il Mister Jeff, squadra con la quale avete pareggiato all'andata 2-2, Marazzina and Company, una squadra che comunque non va mai presa sotto gamba. Tu che partita ti aspetti e che sensazioni hai? Aspetto una partita lottata perché, come hai detto tu, i nomi parlano da sé. Loro sono una squadra compatta che da anni gioca tutti insieme. Sarà una partita tosta come tutte del resto quest'anno della Lega. C'è qualche giocatore che temi in particolare? Tutti bei giocatori, quindi rispetto per tutti, ma ce la giochiamo con tutti, insomma. Ultima domanda, anche due parole sugli avversari. Ragno della Pab è una squadra insomma tra le migliori di questo campionato. Oggi giocandoci contro, che impressioni hai avuto sugli avversari? Le stesse dell'andata mi hanno fatto una grande impressione, è una squadra che non molla mai, tecnicamente hanno giocatori veramente importanti che in questa Lega qui fanno la differenza. Sono sicuro che alla fine staranno lì in alto le altre a lottare. Grazie a Seferi Klaus. Grazie a voi. Grazie.